Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Commemorazione Paolo Borsellino, fiaccolata a Palermo. 31 anni fa la mafia uccideva Paolo Borsellino, 57 giorni prima uccideva Giovanni Falcone. L'Italia perdeva 2 dei suoi migliori magistrati impegnati nella lotta contro il cancro mafioso, ma da quelle stragi cominciò la vera sconfitta della mafia. L'Italia prese coscienza e in Sicilia si interruppe quel consenso che la mafia aveva sempre avuto. Nel nome di Paolo e di Giovanni una nuova generazione crebbe e adesso guida il nostro paese, e chi prova ancora a dividere e a creare polemiche resterà infima minoranza. Questa sera a Palermo, da Piazza Vittorio Veneto alle ore 20, partirà la fiaccolata per Paolo Borsellino. Motovedetta libica mitraglia peschereccio siciliano. L'orizzonte peschereccio siracusano è stato mitragliato ad altezza d'uomo in acque internazionali da una motovedetta libica. Pare che militari libici siano persino saliti a bordo fino a quando l'elicottero della Marina italiana, arrivato sul luogo, non ha intimato loro di scendere. Forte protesta della Federazione Armatori Siciliani. Il presidente Schifani ha chiesto al ministro Crosetto un incontro urgente sulla sicurezza delle marinerie siciliane. L'Ars approva il collegato bis alla finanziaria. Con 37 voti a favore e 20 contrari, l'Assemblea regionale ieri a tarda sera ha approvato il collegato bis alla legge di stabilità. All'interno norme necessarie ma anche norme cosiddette mancia in risposta a specifiche esigenze di singoli deputati. L'approvazione dimostra la tenuta della maggioranza, confermato però al contempo il vizio antico degli inciuci di un'opposizione che con una mano protesta ma con l'altra punta a soddisfare le proprie richieste. Riaccertamento completato, si potranno pagare i debiti. La Giunta regionale ha approvato il riaccertamento degli ultimi residui passivi di bilancio ancora pendenti, una somma complessiva di oltre 1,5 miliardi di euro. Potranno finalmente essere soddisfatti gli impegni di pagamento verso imprese e fornitori da parte della Regione. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Schifani e dall'assessore all'economia Marco Falcone. Il disegno di legge sulle province in commissione. Riprende all'Ars in prima commissione la discussione sul disegno di legge sulle province dopo che è scaduto ormai da tempo il termine per la presentazione degli emendamenti. La Commissione esaminerà gli emendamenti e formulerà le proprie proposte. Entro la chiusura estiva dell'Ars il 5 agosto il provvedimento dovrà essere esitato e trasmesso all'Aula che lo tratterà a settembre. Ci auguriamo che venga accolta la nostra proposta di elezione a turno unico come per la Regione e non con eventuale ballottaggio come per i comuni. Dati preoccupanti sull'occupazione femminile in Sicilia. Meno di 4 donne su 10 lavorano in Sicilia e in media sono retribuite in misura nettamente inferiore rispetto agli uomini. Dato preoccupante emerso da una tavola rotonda della CISL su diversità, equità e inclusione. Il trend non è cambiato negli ultimi anni e la Sicilia è sempre in fondo alle classifiche europee per l'occupazione femminile e il gender gap incide anche sul PIL. Oggi è tutto. Per l'informazione della Nazione Siciliana, notizie.sicilia. Approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.